Un caseggiato anonimo in zona industriale con gli ingressi videosorvegliati e accanto una bisca clandestina emersa durante le indagini. Era nascosta qui la banca occulta gestita da un sodalizio di cittadini cinesi con al vertice un vero e proprio CDA. Qui nascosti in borse della spesa o scatole di scarpe arrivavano ogni giorno fiumi di denaro che venivano poi riciclati. Un'indagine lunga partita dal controllo del territorio ha permesso ai militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e Padova, coordinati dalla Procura di Padova, di indagare 21 persone, 17 le misure cautelari eseguite per reati diversi, tra i quali l'associazione a delinquere, 7 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, altri 5 con l'obbligo di firma. Non abbiamo trovato un vero e proprio capo dell'organizzazione, ma una serie di personaggi che avevano un ruolo importante di promotori e di coordinatori di questa associazione. Poi il problema è che sicuramente ci sono dei contatti direttamente anche con la madrepatria, con la Cina, e lì chiaramente diventa difficile andare a investigare. Nella banca contasoldi, cassaforti, un ingresso sorvegliato e permesso solo a volti noti. I 3 soci avevano accanto 2 donne, una che gestiva la raccolta e la distribuzione del contante, l'altra coinvolta nella rete di prestanome. Accanto ai 3 soci anche un soggetto definito il commercialista, specializzato nella gestione delle società di comodo e nel trasferimento del denaro all'estero, una struttura flessibile in grado di usare anche le criptovalute. Davvero molto avanzati tecnologicamente, utilizzando comunque un sistema anche antico che è quello della banca occulta e quindi un rapporto di fiducia. Loro avevano disponibilità di cambiare l'assetto finanziario in base alle esigenze del cliente. Il cliente voleva contante? Provvedevano al contante. Il cliente voleva invece investimenti particolari tecnologici con criptovalute? Offrivano anche questo servizio. Oltre 200 i militari impegnati in 35 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, che hanno sequestrato 200.000 euro in contanti, $1 milione in criptovalute, gioielli e orologi di valore, autorizzato il sequestro preventivo di beni e contanti per 40 milioni di euro, una rete capillare e sovranazionale con contatti in diversi paesi europei, tra i quali la Germania, 3 i punti di raccolta individuati tra Padova e provincia. Le indagini, anche tecniche, soprattutto tecniche, ci hanno permesso di individuare tanto la banca quanto almeno 3 centri di raccolta del denaro, 2 abitazioni private e un ufficio all'interno del centro ingrosso Cina. La banca prestava denaro a usura con tassi del 120%, ma finanziava anche i giocatori d'azzardo della vicina bisca clandestina. Emersi contatti con diversi imprenditori italiani, tra di loro uno domiciliato a Dubai e posto agli arresti domiciliari per aver riciclato tra ottobre e lo scorso aprile 600.000 euro in contanti.